Pronti per un nuovo appuntamento con Morsi di Sicilia? Beh, vi anticipo che in questa occasione saranno cucchiai di Sicilia. Infatti stiamo per preparare, udite udite, la granita alla mandorla. Io non vedo già l'ora di gustarla, quindi mettiamoci subito all'opera. Per preparare questa ricetta vi serviranno 250 g di mandorle di buonissima qualità, 430 g di zucchero semolato, 70 g di glucosio, questo qui fondente, quello liquido, 2,5 g di farina di semi di carrubbe, che diciamo è facoltativa, e dell'acqua. Per prima cosa prepariamo uno sciroppo che poi dovremo fare raffreddare, che è la base della nostra granita. Trasferiamo all'interno di una pentola lo zucchero e la farina di semi di carrubbe, che come vi dicevo è facoltativa, quindi se non riuscite a reperirla potete ometterla, però è un addensante, ci permetterà di ottenere una buona consistenza della granita. La aggiungiamo alla pentola e, aiutandoci con una frusta, amalgamiamo bene. A questo punto aggiungiamo l'acqua, come vi dicevo sono 630 ml. Lascio da parte la brocca perché ce ne servirà dopo dell'altra. E il glucosio, 70 grammi. A questo punto accendiamo il fuoco e portiamo ad ebollizione. Occupiamoci delle mandorle, che sono le protagoniste assolute di questa ricetta. Come vi dicevo, è fondamentale che le mandorle siano di buona qualità e che abbiano un buon sapore. Difatti non aggiungeremo, come avete visto, aromi di nessun genere, e quindi il sapore della nostra granita viene tutto da loro. Vi mostro quelle che ho utilizzato io. Sono le mandorle biologiche di Damiano Organic, che è un'azienda di cui vi ho già parlato e che sono fantastiche. Le andiamo a immergere per qualche secondo nell'acqua bollente, così facendo ci verrà più semplice pelarle. Volendo, se si gradisce un risultato più rustico, si possono utilizzare anche con la buccia. Noi però faremo la classica granita di mandorla, quella completamente bianca. L'acqua sta bollendo, buttiamo giù le mandorle. Ci prepariamo un vassoio. Le teniamo in pentola giusto mezzo minuto. Recuperate tutte le nostre preziosissime mandorle e non ci resta che spellarle. Armiamoci di buona volontà e le trasferiamo all'interno di una bowl. E anche l'ultima mandorla è stata pelata. A questo punto trasferiamo le nostre mandorle all'interno di un frullatore, di un cutter, di un robot da cucina e le frulliamo quanto più sottilmente possibile. Ecco il risultato che abbiamo ottenuto. Sembra quasi una pasta e ci siamo riusciti perché abbiamo pelato le mandorle che si sono un po' idratate durante l'ammollo in acqua bollente. Quindi se utilizzate delle mandorle pelate vi consiglio di lasciarle a bagno per qualche ora anche in acqua fredda, così da ottenere questo stesso risultato. A questo punto su 250 g di mandorle aggiungiamo 250 ml di acqua fredda. E frulliamo. Abbiamo ottenuto una bianchissima e profumatissima crema di mandorle. Adesso la andiamo ad aggiungere allo sciroppo e poi mettiamo tutto in gelatiera. Recuperato lo sciroppo, lo versiamo all'interno del robot da cucina e amalgamiamo il tutto. La base della nostra granita alle mandorle è pronta. Non fate assolutamente l'errore di filtrarla, di passarla a setaccio, perché eventuali parti più grossolane che sono rimaste non faranno altro che dare più consistenza alla nostra granita, e in bocca all'assaggio lo apprezzerete di certo. Lo raffreddo e poi metto in gelatiera e siamo pronti per gustarci una buonissima granita alla mandorla. Eccoci, una volta che abbiamo raffreddato il composto lo mescoliamo per amalgamare bene il tutto, perché ovviamente le parti più pesanti tendono a depositarsi sul fondo. Trasferisco nel contenitore riempendolo per al massimo 3/4
e l'aziono per il tempo necessario, quindi quello che impiega di norma la vostra gelatiera. Ci vorranno circa 35-40 minuti. Se non disponete di una gelatiera, non temete, riuscirete a realizzare un'ottima granita anche con l'ausilio del freezer di casa. Basta congelare la miscela all'interno di un contenitore magari basso e largo e andarlo a mescolare spesso. Non so se vi ricordate un episodio a Masterchef dove mio marito era sous chef e io lo spedivo in continuazione a mescolare una granita che allora era realizzata con sedano e lime. Bene, è fondamentale perché i cristalli di ghiaccio non diventino troppo grandi, quindi mescolandoli in continuazione si ottiene un risultato verosimilmente più similare a quello che otteniamo in gelatiera. Se proprio vi scoccia, non avete tempo di farlo, congelatelo, tagliatelo in pezzi, mettetelo all'interno di un cattolo o di un frullatore e frullate così che si omogenizzi e si ottenga una sorta di granita. Non sarà ovviamente il risultato identico al procedimento che stiamo facendo noi, ma sicuramente è un buon risultato e gusterete un'ottima granita. Ed eccola pronta la granita, bella e corposa, come è giusto che deve essere questa alla mandorla. Assaggiamo insieme. È davvero buonissima, perfetta così, insieme a un panino o all'altrettanto famosa brioche col tuppo, della quale presto vi posterò la videoricetta. Spero che questa vi sia piaciuta, vado a refrigerare anche la restante parte e vi abbraccio.